Partirà lunedì 24 ottobre a Venezia la campagna di vaccinazione contro l'influenza con l'obiettivo di proteggere chi è maggiormente a rischio di complicanze legate all'influenza e permettere una diagnosi più semplice in caso di sintomi riconducibili al Covid-19. E noi abbiamo preparato tutto affinché ciò avvenga nel miglior modo possibile. Abbiamo coinvolte le farmacie, che quest'anno sono la novità, abbiamo coinvolto i medici di medicina generale che hanno dato una grande disponibilità, abbiamo coinvolto i pediatri di libera scelta, i quali si sono resi disponibili anche a sperimentare i nuovi vaccini, quelli che per i bambini non portano il trauma dell'iniezione. Il vaccino gratuito per gli over 60 potrà essere somministrato ai bambini tra i 2 e i 6 anni che dovranno farlo perché fragile grazie ad un vaccino nasale quadrivalente in modalità spray. Sono 115.600 i vaccini a disposizione della ASL, di cui 100.000 distribuiti ai medici di famiglia, 8.000 alle 50 farmacie del territorio che aderiscono al progetto per ospedale, case di riposo, forze dell'ordine. Una campagna vaccinale che, a differenza dello scorso anno, permetterà a chi deciderà di aderire di ricevere sia il vaccino anti-influenzale sia la quarta dose del vaccino anti-Covid. Quindi difenderci con la vaccinazione penso sia un atto dovuto per i cittadini fragili, per i cittadini che hanno problematiche, ma anche per tutte quelle persone che lavorano nei servizi essenziali e soprattutto per noi che lavoriamo in sanità.